Signore e signori, buongiorno e benvenuti sul campo del Palla Einaudi. Palla 2 tra Horus e FP Padova che cerca di arpionare il primo pallone, subito molto combattuta questa prima azione contro l'Alpo MD di Villafranca Veronese. Non si può dire che l'apertura non sia andata male. Coccolizzi sugli scudi, è andata a prendere penetrazione, in percussione, è andata a prendersi anche il fallo, quindi già 2 punti. Tabellone sempre in ritardo, purtroppo ancora non segnato bene. Sbaglia l'aggiuntivo Cocoma che con Cattileri va a prendersi anche il rimbalzo. Libera una Rebecca Zorzi da sotto, senza paura, senza timore, va a aprire ancora di più con questa prima azione, un 4-0 che mette subito in difficoltà le ospiti che mettono anche un'infrazione di passi, un po' da dimenticare per le ragazze veronesi che avranno sicuramente modo di riprendersi, la partita è appena iniziata. Puoi far tutto, porta palla, porta il canestro, vai per percussione, adesso apre per la Tomasini che la perde, poi decide di trascinarsi qualche difensore sotto per scaricare da un'occasione di tiro col corpo che in questo caso sbaglia, però pesta la riga laterale. Tabellone a 4. Possono quindi la prima azione di attacco le veronesi che postano l'azione sul perimetro, un po' di circolazione di palla, la difesa si può andare in queste prime fasi, bella penetrazione, numero 7 Giulia Bonafini che va a aprire le danze e accorciare le distanze per le ospiti. Colando tira da lontano, poi si ritrova anche Anna Carraro, ma sbaglia per Colando, va sul rimbalzo. È giusto? Due tiri liberi per la Tolando, che ha sempre una mano abbastanza fattata, non si smentisce. Insacca il primo. Devo rettificare perché il tiro della Costanza non era entrato, non era considerato valido, non ho visto bene. Arbitri locali, non federali, comunque molto attenti e molto capaci e preparati. Azione di rimessa per la Sofia Lira. Guadagna un fallo in dinamica di tiro, si arrabbia, non so per quale motivo, l'allenatore della squadra ospite Stefano Zorzi, esperto allenatore della squadra padovana, si incarica dei tiri liberi. Esce il primo la numero 10 Sofia Lia. Secondo fuori, fa buona guardia, rimbalzo la Tomasin che si vola, apre per Cocò che vede il taglio della Zorzi, Tolando sta per perdere il pallone, sulla faccia molto mobile la Cocò che si porta 2 difensori attaccati, si prova la Carraro senza successo, poteva riprovarsi ma un po' scorata, in qualche modo il tiro esce, ma la Cocò da 3 fuori, brava comunque a provarsi, intanto bisogna iniziare a fare questi tiri, l'età cresce, la testa pure, il braccio diventa più potente, quindi anche in grado di mantenere la decisione sui tiri
da più lontano la Lia continua, poi alla fine si scorre un po' perché sarà fermata senza nessuna idea precisa su cosa fare. In qualche modo la palla arriva alla Bonafini e poi torna la Lia che va in percussione, il movimento era buono. Poi un'apertura grandiosa per Cocò che si invola, no! Scusate, la Pittinato che oggi ricordiamo è la capitana. Il pallone esce, poi la Sofia Tolandona difende il pallone, subisce fallo. Terzo fallo per le ospiti che rischiano di andare da in bonus, tanto sono passati i primi 3 minuti, punteggio 3-2 per il Padova. In campo ricapitoliamo il numero 21 Clara Tomasini, numero 26 Rebecca Zorzi, 29 Nina Pittinato capitano, numero 20 Coccolitti, che è molto alto con un'apertura, sbaglia il tiro ma si avventa sul rimbalzo Clara Rodman Tomasini che va a recuperarlo, non si capisce bene. Questa la linea è stata la giocatrice del Villafranca, quindi rimessa laterale per il Padova, ma Stefano Giorgi chiama il time out perché ha qualcosa da rivedere nella sua squadra. Riprende il gioco qui al Paleinaudi di Padova dopo il time out chiamato dalla squadra ospite e riprende con una azione di attacco rimessa affidata a Rebecca Zorzi. Che alza gli occhi per vedere come sposta la squadra, Tolando protegge bene il pallone, poi l'appoggia e vede un taglio, la Pittinato che si gira, Nina, il taglio era veramente fatto benissimo, poi un fallo un po' di frustrazione da parte della Pittinato, doveva scaricare un po' sulla squadra avversaria l'errore che aveva scommesso, bene così, comunque sono il secondo fallo, un'azione che deve essere pericolosa. La Bonafini imposta il gioco, scarica per la numero 4 Anita Simonato, poi nuova percussione della Lia, si va a guadagnare il secondo fallo in dinamica di tiro, va un attimo a registrarsi, che prende sempre il tempo, in qualche modo un leggero ritardo il difensore della squadra di casa e quindi costringe al fallo la Sofia Lia, che però nonostante qualche consiglio tecnico sulla dinamica di tiro libero dell'allenatore continua a sbagliare, sono 0 su 3, vediamo l'ultimo tiro libero a disposizione, esce anche il secondo operato con una parabola perfettamente identica al tiro precedente e quindi nuova azione d'attacco del Padova che produce molto gioco ma pochi canestri. La Rebecca Zorzi sullo scambio veloce con la Tomasin perde il pallone, quindi torna a squadra attacco, viene raddoppiata la Bonafini e palla 2 Freccia dice Verona e quindi rimessa, no, dice Padova, quindi rimessa al fondo deve essere laterale, no, quindi rimessa al fondo per il Villafranca. Però la Freccia dice ancora Villafranca, non si capisce bene, adesso corregge l'attento addetto al tavolo, comunque palla recuperata per il Padova, la Cocò vede un sottocanestro, libera la Tolandona che però non realizza, ma va a guadagnarsi una palla 2. Questa volta a beneficio della squadra di casa. Questa rimessa non si intende l'asse Lizzi Pittinato, ma comunque perdiamo facciamo tanto gioco, la squadra
sembra in qualche modo prevalere, ma il punteggio dice ancora 3-2 e va alla fine. Costruiamo delle belle azioni, dei tiri che potrebbero entrare, anche questa è una bella lettura, ma anche questa è un po' di sfortuna, va detto Tommasin, che qua poteva andare di tabella, ma perché non si va di tabella in questi casi? Ma ce lo possiamo permettere, perché produciamo comunque un numero di tiri esagerato, alla fine uno è entrato, brava Tommasin. Va a incrementare proprio Paniere, adesso la Mina si esercita nel suo skill più inconfondibile, cioè rapinare l'avversario del pallone. Punteggio 5-2 per le locali, cambio nelle file del Padova, un po' di ossigeno per Sofia Trulando, che ha speso molto, anche se non è riuscita a produrre tanti punti, comunque ha giocato molto intensamente. Viene sostituita da Sveva Russo, intanto la Tommasin, una lettura bellissima della rimessa, va a recuperare, bello scambio di 5 con la suo difensore, che è la capitana di Villafranca Padovana, Camilla Brunetta, se va a bagnare 2 tiri liberi, quarto fallo per le locali. Una lettura della rimessa veramente intelligente della giocatrice nativa di palestra, che corona questo recupero realizzando il primo tiro libero e arrotondando il distacco 6-2. Secondo tiro libero non proprio ben riuscito, l'espressione della Clara è piuttosto perplessa verso se stessa. Guardate che difesa, guardate che intelligenza di movimento che ragazzo, questa si vede la mano della coach, che ricordiamo essere Marianna Morao, veramente e poi questa apertura sugli scudi. Clara Tommasin in questa fase manda questi momenti di rush, non ce n'è per nessuno, poi si apre adesso, però bisogna stare attenti, raddoppio, va bene, sta un fallo, la difesa era un po' sbilanciata, ma comunque hanno avuto modo di raddoppiare, interdire, diciamo così, un tiro che deve essere di facile realizzazione. Cambio nelle file del Padova, esce una pizzinata anche lei in carenza di ossigeno, numero 29, ed entra Giulia Tessaro con il numero 10. Intanto 2 tiri liberi per la numero 3, il numero 13, Camilla Brunetto, che è sempre la capitana di Villafranca Veronese, paese incantevole situato a sud, una 21 km a sud di Verona, verso il confine, diciamo così, con la provincia lombarda di Mantova. Avranno anche loro qualche tortello di zucca, non tortellini, ricordiamo che alcuni poco correttamente attribuiscono alla città famosa per il Palazzo del Tè. Scambio anche nelle file del Villafranca, entra Jessica Pascu con il numero 8. Tanto rimessa, un po' di confusione arbitrale, tanto il dirigente della squadra di casa Paolo Lì è attento ad annotare tutte le piccole cose da sistemare, da Pietrona della Sveva sul tabellone, infrancata e caricata dalle compagne di squadra. I tiri liberi però nascono da, dovrebbe essere in bonus, ma vengono segnati 4 falli comunque. Fa un tiro a parabola molto piatta, in qualche modo manteniamo però il rimbalzo. Tommasin vede la Coccò sotto che si inventa un piccolo gancio, alla fine sta prendendo un ennesimo rimbalzo ma non ci riusciamo, e quindi Villafranca imposta l'azione. Bravissima la Rebecca, sta per
7 si guadagna la linea di fondo, ma era ben presidiata, prova comunque a tirare, fatto bene, ma era un tiro di differenziazione. Cocò oggi non ce n'è oggi, diciamo non ce n'è in questa prima frazione di gioco, che ricordiamo essere al suo 7° minuto, quindi mancano 3 minuti. Intanto non so se era inquadrata, la Tomasin si va a prendere un fallo in difesa del pallone e no, ha commesso un fallo, quindi bonus, e tiri liberi quindi per la Camilla Brunetto, numero 13, no, quindi quella prima era il numero 13, era il numero 3 che non è segnata. Ah, scusate, il numero 3 è Ginevra Cambioli. Intanto non entra il primo tiro libero della Brunetto. Intanto sui blocchi sono pronti a rientrare la Sofia Tolandona e Artemisia Nissi-Pugliarenti. Intanto sbaglia il secondo, rimbalzo d'attacco della Pasco penetrata, niente da fare, alla fine il Padova fa l'ennesima azione di attacco, l'imposta con la Rebecca, apre per la Giulia, che passagione un po' sparacchiato in mezzo all'area, non va a buon fine, quindi nuova azione di attacco per le veronesi, chiamiamolo così, però la Giulia si riscatta recuperando un bel pallone, pareggiando il passaggio di prima e poi dedicandosi a quello che viene meglio, cioè dei tiri sempre molto ben eseguiti, che non entrano, si stava, era libera, una posizione lei congeniale, quindi dalla sua mattonella, diciamo così, la butta bene. Tanto dopo cambio esce Coccolicchi e Rebecca Zorzi, entra col numero 27 Artemisia Nissi-Pugliarenti col numero 28, non so se l'ha fatta apposta, Morao. La Tolando che subito viene servita, legge la Giulia che non se l'aspettava di essere pescata in maniera così subitanea dalla collega, tanto la Miss fa buona guardia al tiro, ma poi la Sveva Russo va a commettere fallo, quindi nuovi tiri liberi per Villafranca Veronese, che però fino adesso, diciamo così, non si era distinta, neanche a dirlo, la Jessica Pascu va a infilare il primo, intanto si sistema le scarpe, quindi punteggio 8-3 a 2:25 dalla fine del primo quarto. Si ripete per entrate in anticipo, molto attenti e vigili gli arbitri, che fino adesso sono distinti, un'ottima conduzione di gara. Qua, se vogliamo, c'è un po' un falletto, ma ci sta in ampia difesa. La Tomasina aveva fatto una buona lettura, aveva visto la Nissi-Pugliarenti libera sul fondo, ma è stata intercettata, una buona guardia, costringe un tiraccio al numero 13 Camilla Brunetto, che è costretta a sparacchiare il tiro che è quasi impossibile realizzazione, quindi nuova azione delle padrone di casa, si affida la Tomasini, che dà una lettura un po' in giro delle bello passaggio schiacciato per la Tolando, che si gira, non entra. Oggi la Tolando non ha ancora trovato il ritmo, appena lo trova il punteggio sicuramente si aprirà, perché la mano ce l'ha. E il numero 7 ha sempre dei bei movimenti, devo dire, riesce sempre a trovare in qualche modo la via del fondo, però trovata al numero 7, viene chiusa, cercava un altro fallo, ma stavolta non viene fischiato. In qualche modo la palla viene recuperata da Nissi-Pugliarenti, poi definito il recupero dalla Giulia, che poi apre per la Tomasin, che tira dalla mattonella della Giulia, ma un po' fiscale questo
in pratica siamo già 8 falli a 4, non so se comunque altri 2 tiri liberi per il Villafranca, e si nota sempre la Jessica Pascu, che è l'unica che per adesso ha fatto paniere dai tiri liberi. Intanto esce Sveva Russo, rientra Cocò Costanza Lizzi. La Pascu sbaglia il primo tiro libero, hanno praticamente al momento 1 su 8, dovrebbero avere su dei tiri liberi, sicuramente un fondamentale da rivedere. 2 su 9, 2 su 8 a questo punto la Pascu, che è un buon 50%. La Tomasini vede sbilanciata la squadra fino in fondo, ma in qualche modo chiudono. La Tolando, avevamo detto che doveva trovare il ritmo e l'ha trovato. 10 a 4, 45 secondi dalla fine. La Cocò prova a recuperare il pallone, disturbano, pressano nonostante il vantaggio a tutto campo, chiudono. Percussione, adesso con calma, mancano 26 secondi, non importa andare veloce, ma comunque la Giulia fa bene, pescata alla grande, libera sotto canestro. Giulia questi tiri non li sbaglia e il punteggio si apre 12 a 4, bravissima a pressare, mancano 10 secondi. Devono assolutamente cercare di interdire un attimo di distrazione, no, però gestita molto male quest'ultima azione. Il coach Morao infatti non sembra essere particolarmente allegra di questa chiusura di primo quarto, comunque si chiude 12 a 6 a favore della squadra di casa Orus Padova PFP contro Villafranca Padovana MB Alto. Inizia la seconda frazione del primo tempo in campo per la Villafranca Padovana con il numero 3 Ginevra Cambioli, con il numero 6 Bianca Maida, con il numero 8 Jessica Pascu, il numero 7 Giulia Bonafini e con il numero 1 va ingresso in campo Vittoria Michele. Risponde l'Orus Padova con tanto iniziativa al tiro con Cocolitti, Pizzinato, Carraro, Giulia Tessaro e Sofia Tolando. Stravolto un po' la squadra, coach Marianna Morao, tanto percussione solita della 7 che arriva sotto canestro abbastanza facilmente, ma poi fortunatamente per un momento la squadra fa buona guardia. Ottima difesa di Cocò che stoppa, si infila fino in fondo, no, un alley-oop per Sofia Tolando, poteva andare Tolando, poi ancora un po' a terra una giocatrice, ma non in maniera fallosa, e quindi rimessa dal fondo per Tolando. Il squadra doveva fare un passettino schiacciato, intercettato, nuova rimessa, cambia, no, un attimo di pausa, un arbitro doveva. Ora la Giulia, sempre questo movimento in anticipo sugli altri, qua, tabella ragazzi, tabella, anche Giochi ci usa la tabella, si vola il contropiede, la numero 8 Jessica Pascu realizza e va a prendersi un tiro libero. Bravissima questa ragazza, grande presenza in campo, è anche l'unica che mette anche dei liberi, quindi stare attenti a fare questi falli proprio sulla Pascu. Intanto esce Giulia Tessaro ed entra Oduma Stessi, direi. Ci ho preso Oduma Stessi. Inizia anche il tiro libero, attenzione perché in questa azione da 3 praticamente dimezza il distacco per 6 punti, adesso di 3, 12-9, la Cocò
fa un bel passaggio per Appittinato, che però fa un tiraccio, in qualche modo recupera, adesso in fiducia la squadra locale, ma per fortuna che la difesa rimane attenta. Palla 2, ma rimessa per Villafranca. La Nina deve stare in fiducia anche quando ci sono i piccoli errori, sono normali, fa qualche espressione, un po' di scoramento che invece non deve influenzare il proseguo della gara. Il numero 1 qua si trova da solo, per fortuna che non tira. Adesso il numero 8 fa niente che fanno percussione da quella parte, perché là non c'è spazio, non ce glielo danno. Bel scambio delle Villafranca, e poi il numero 8, la Pascu, sta veramente facendo il bello cattivo tempo. Poi l'Anna Carraro va a guadagnarsi un pallone di cattiveria, cercava un fallo la Pascu, di esperienza, ma in questo caso non c'era. E poi si vede il suo difensore, vede sotto libera la Carraro, che anche lei ha la mano un po' fredda in questo inizio di gara, ma comunque si fa trovare sempre libera. Cocò riprova il tiro da 3, non entra. 12-9, attenzione al contropiede, al numero 6 non entra, per fortuna, perché sennò andavamo quasi a impattare. Poi non ho visto la chiamata arbitrale, comunque gioco fermo in questo caso è la Morao che chiama le ragazze per qualche consiglio, forse non proprio amichevole in questi casi. Rientro le ragazze protagoniste dell'inizio del secondo quarto, non proprio brillantissimo, ho subito 3 punti, non hanno realizzato, ma il secondo quarto è ancora lungo, mancano 7:50 alla fine del primo tempo. Rimessa per il Padova, affidato alla Tolando, che apre per l'Appittinato, spinge, cambio di mano, la Cocò, non entra. La Pascu prova ad andare in percussione, ma la Oduma la chiude molto bene. Scambio difensivo con la trovata sotto canestro libera, l'altissima numero 3 Cambioli, ma non realizza. Trovata sotto canestro da Tolando. Sta facendo mano un po' fredda anche lei, ma grande gestione di gioco. Un assist, praticamente 2 punti, questi sarebbero scrivere quasi alla Cocò. In realtà la realizzatrice è stata la Sofia Tolando, meritevole di essere di essersi fatta trovare sotto canestro libera, e viene subito richiamata però col 5 della Morao, e il tetto un po' più basso. Adesso ha messo dentro Rebecca Zordi, Odumè e Tressi, punteggio 14-9. Ho imparato a fare queste percussioni molto veloci che spesso sbilancia la strada, la squadra avversaria. Cosa ha fatto? Cocò Lizzi, dai vai con Tressi, Odumè Tressi, poi si è tirato sotto canestro, ha dato un pregevolissimo canestro, anche molto importante per togliere un po' di fiducia ai ragazzi. Adesso anche sporcare un pallone al numero 8, ci riprova ma non gli riesce. Al numero 6 perde il pallone, va giù la Rebecca da sola, Rebecca Zordi. Ci servono questi 2 minuti di ignoranza, come si dice, sportiva, che in senso buono ovviamente, che consentono di aprire il punteggio. Il Namen da 12 siamo stati 18-9, manteniamo il doppio del punteggio dopo l'inizio di quarto un po' così tentennante, squadra un po' in bambola, la squadra di casa. Era questo che si voleva, diciamo, togliere un po' di fiducia alla squadra avversaria, acquistarne. No, c'era libera la Cocò, non l'ha vista la Zorzi. Pressi subisce fallo, ha fatto un movimento
che Ginevra Campbell non ha letto bene, quindi va costretta al fallo sul primo passo. Nuova rimessa affidata sempre a Tracy Odume, vede un po' c'è in giro, ma a questo punto la Cocò non vede la Ginevra, gli scambia la mancata. Non si è capito cosa è successo, forse ha fischiato. Cosa ha fischiato? 5 secondi in mano, francamente un po' fiscale, insomma 5 secondi mi sembra fossero trascorsi tra più di impressione, diciamo così, però palla quasi recuperata, poi squadra sbilanciata. E Sofia Lia, da una situazione di potenziare il nostro vantaggio, si è ribaltata in un attimo, la squadra si è disunita su questo 5 secondi chiamati a Cocò e poi ha subito questo tiro da sotto, commettendo anche un fallo. Poi perdiamo un attimo la palla, diamo un attimo cosa vuol dire la fiducia nel basket, tantissimo, si vede a questa dinamica, vale un po' per tutte le giocatrici eccetto per Cocò che diciamo così non si lascia influenzare né dalla buona né dalla cattiva sorte né dalla squadra avversaria e neanche da una manifestazione che magari passa fuori di qua che tragona qualsiasi avvenimento, e quindi sotto sopra mantiene la sua costanza di nome di fatto. Tanto binomio Tracy Tomasina a recuperare il pallone, ma non viene finalizzato dalla Zorzi, quindi attenzione al contropiede. Ci stava una orbina da dietro, ma fischiano fallo direi a Cocò in dinamica di tiro, e quindi altri 2 tiri liberi. Va detto che il numero di tiri liberi tra le due squadre, la differenza è siderale, forse diciamo così quasi un po' eccessiva. Intanto esce Ginevra Campbell, che ha fatto un'ottima frazione di gioco, e rientra la capitana Camilla Brunetto. Esce, devo dire che la squadra di casa può continuare a fare un po' di falli, perché Sofia Lia non è, diciamo così, non ha tra le tue una bravissima giocatrice, al tiro libero non è proprio al momento la sua miglior arma di attacco. Stessi in qualche modo recupera il rimbalzo, Clara si beve la difesa, Pressi il tiro, Pressi di me da lontano ma non entra. Intanto perde però il pallone Villafranca Padovana e doppio cambio nelle file del Padova, entra Sveva Russo e Sofia Tolando, escono le sorelle Oduma. Quindi il numero 22 Sveva Russo e il numero 28 Sofia Tolando. Tanto fanno guardia, alzano un po' la difesa le giocatrici ospiti, perché il punteggio richiede maggiore incisività difensiva. Tanto la Rebecca sta per perdere il pallone, stanno andandoci dentro le ragazze, devono andarle a aiutare. Quindi palla 2 Freccia Padova, quindi continua l'azione d'attacco, stanno alzando il livello di intensità difensiva le giocatrici ospiti. Va prestare attenzione a questa fase di gioco, siamo a metà della seconda frazione di gioco, rimessa col brivido, adesso ci vuole l'iniziativa personale e c'è quella di Clara Tomasin, oggi in spolvero a realizzare il 20° punto della squadra di casa. E poi la Rebecca deve entrare questo,
Bravissima Rebecca, non finalizza lei, finalizza la Tomasin. E riusciamo sempre a mantenere il doppio di punteggi, siamo 22, no! Hanno quasi recuperato il pallone, bene così. Lo perdono comunque i ragazzi di Villafranca, un po' in confusione nella conciliazione del movimento e della difesa aggressiva delle padovane, che si portano sul 22-11 a 4 minuti dalla fine. Il nuovo time out di coach Stefano Zorzi del Villafranca, che era un po' obbligato a chiamare la sua ragazza all'ordine perché il momento non è sicuramente a loro favorevole. Prende il gioco, time out direi esauriti per le due squadre, falli 3-1 per le locali che si confermano molto più fallose, diciamo così, perché quasi il palleggio doppio, non si capiscono la Sveva Russo con Clara Tomasini, quindi palla persa. Attenzione, contropiede della Pascu, sempre forte sulle fasce. Oh, che lettura, la giocatrice passa da lì, si muove molto sul piede perno, in qualche modo la salva, ma la Zorzi, Zorzi è tutto un pallone veramente notevole. Qua fallo letto molto bene dall'arbitro, commesso da Fabio Michele. Secondo fallo per le squadre di casa, messa affidata alla nuova palla persa, però devono stare un po' più attente a Morao. Tomasini non sapvede del passaggio di Sotolanda, la palla va fuori, rimessa. Oh, Clara Tomasin a sistemare l'altra palla persa, quasi un altro recupero intanto della Cocò. Sta un po' il pallone alla squadra ospite. La Zorzi ha fatto bene tutto, portato giù palla, ha visto la giocatrice libera, poi sparacchia un passaggio un po' da NFL e non riesce a essere arpionato, deve saltare almeno 1,20 m la giocatrice per arpionare quel pallone, ovviamente non ce l'ha fatta, quindi rimessa per la Villafranca. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, punteggio 24-11. Il pallone recuperato da Tomasina, la Zorzi si invola, va fino in fondo senza paura, tira, esce, rimbalzo di Cocò che a terra però Jessica Pascu e viene sanzionata da un fallo. Ci stava, intanto viene richiamata in panchina da coach Morao, viene sostituita da Nina Pittinato, che sicuramente non determinerà un calo difensivo della squadra, che infatti va a disturbare l'attività della Pascu. Tanto cambia nelle file del Villafranca, esce la Pascu, entra la Meneghetti. Insistita sul perimetro, provano a penetrare, la difesa fa buona guardia, il pitturato, Tomasini sta per perdersi. La giocatrice dell'attacco, ma qua il popocetto rosso proprio non se ne vede traccia, quindi è impossibile che si perda qualcuno, mettere a fallo piuttosto che lasciare involarsi sul canestro. Intanto prosegue la striscia negativa di Sofia Lia, ci auguriamo che adesso questo entri, forza Lia.
intanto esce al pizzinato, quasi stato in campo poco, non si capisce un po', ma comunque niente, lì oggi non va d'accordo con il tiro libero. Intanto esce al pizzinato, entrata Artemisia Fulgurenti, che adesso viene servita dalla Tomasin, passaggiasse un po', trova Tomasin, fa una bellissima finta, sbaglia il primo, non il secondo. Il punteggio si arrotonda 26-11, qua stanno per rischiare il fallo. Missi quasi intercetta la rimessa. Intanto si fa respirare la Tomasina, entra al suo posto Cocolizzi, nuova rimessa, porta palla Sofia Lia, fa buona guardia la Cocò Costanza Lissi, perfetta Lizzi, a fine in fondo, bravissima, se il tiro libero non gli entra, in percussione molto brava Sofia, a realizzare nonostante una marcatura asfissiante un bel canestro da sotto. Intanto Cocò perdono palla le padovane sull'asse Fulgurenti Lizzi, sono intese, adesso trovo un modo di recuperare, infatti lo fanno, Fulgurenti costringe a spostare la linea al numero 4 e quindi un bel pallone recuperato, ottimo, il recupero ci voleva. Bella, brava, Pizzinato, si porta avanti, si porta dietro 2 o 3 giocatori, Fulgurenti tira da libero, ma adesso c'è il contropiede, in qualche modo fermato, bravissimo il rientro delle padovane che vanno a smorzare un contropiede che poteva essere fatale. Intanto la 12 sparacchia, ma non è l'unica, perché sparacchia anche Meneghetti, ha sparacchiato un pallone, non ha toccato il ferro, ma anche le padovane sparacchiano passaggi un po' a casaccio, ovviamente un po' si sente la fatica della fine del primo tempo, azioni frammentate da una parte all'altra, palla 2, Freccia 90, Cossi Tordi ha qualcosa da dire, ancora 30 secondi, punteggio che si mantiene sempre al doppio delle errori di casa rispetto alle Fulgurenti. Recupera un altro pallone, era uscito, no, in realtà non è uscita, ha lasciato semplicemente il pallone. Comunque Fulgurenti con la sua azione asfissiante senza commettere fallo va a recuperare, a costringerla fuori, poi viene, diciamo così, vista dalla Cocò, e anche in questo caso però l'asse non si chiude, è il secondo tentativo che fanno le due giocatrici, ma questo era veramente difficile come cosa. Intanto anche la Zordi intercetta, sono subito i palloni a 20 secondi dalla fine con un punteggio di 13 a 26 a 13, queste continuano a pressare in difesa e si vede che non sono forse molto abituate le veronesi a un tipo di difesa un po', diciamo, aggressiva, di modo anche il numero di fallo. Tanto recupera un altro pallone, piede della numero 10 Sofia Lia, pallone carambola sul fondo, rimesso Padova, 12 secondi, 12, saranno 12 secondi, in genere in questo caso non riusciamo a tirare, la squadra, no, il pallone non si legano in questo caso, molti passaggi sbagliati, ma va detto che sembra quasi che il coach Morea stia cercando di perdere l'equilibrio, il pallone si spegne sul fondo, finisce così il primo tempo, 26 a 13 per la squadra di casa. Possiamo dire che coach Morao non può essere forse troppo contenta di come viene di squadra, ma ovviamente il punteggio la dice lunga sul fatto che sia assolutamente in controllo l'Orus PFP Padova.